che riguarda due regioni che si confinano, quindi hanno bisogno di armonizzare queste leggi per fare in modo ai comuni della provincia di Venezia, che fa parte dell'Auge del Friuli di Venezia Giulia, e quindi questo si arriva alla fine di un percorso molto complesso che è previsto prima la fusione di KIT, che era l'acquedotto del Passo Pedramento, con il Passo di Venza, una società, adesso un altro accorpamento di un'altra società, per arrivare a cifre di utenze che possono in qualche modo rendere anche dal punto di vista economico sostenibile la persona. Negli ultimi anni sono nati anche dei consorzi più grandi ancora, con le garanzie della regione, che le dà solo se i consorzi sono abbastanza grossi, si riesce anche ad avere dei contributi da parte della Banca Europea di Investimenti, a tasso molto elevato, parliamo del 4,2-4,3%, con l'obbligo, il consorzio delle acque, di fare altrettanti investimenti di quelli che riesce a ottenere dalla Banca Europea di Investimenti. È l'unico modo per avere la possibilità di riamodernare le reti idriche che sono, come si sa, molto vecchie, anche se sono tenute bene nelle società nostre, nelle società ASO, ASI, piuttosto che APO o LTA, sono tutte società sane, sono tutte società controllate in maniera precisa da tutti i componenti, tutti i comuni sono tutte assolutamente pubbliche, sono partecipate da tutti i comuni che vi partecipano, appunto, e sono società sane. Tutte queste operazioni che sono state fatte negli ultimi anni hanno questa finalità. La finalità che deriva dal fatto che quella operazione che è stata cassata dal referendum del 2011, di cui è stata abolita per la regola per cui i comuni dovevano cedere a elementi pubblici o privati o misti una certa quota, mi pare il 60% delle proprie partecipazioni in queste società, cassando tutta l'operazione precedente di scorporo dei patrimoni delle società, dei patrimoni dalla gestione, è tutta rientrata. Quindi ha fatto prima tutta l'operazione di scorporo e adesso sono arrivate alla fine dell'operazione di rincorpo, per arrivare a poter fare questo tipo di società. Le garanzie sono date dalla AEGSI, che è la Comunità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, che è un organo statale, regionale, statale, che controlla assolutamente il controllo sull'emissione delle politiche. Su questo c'è una garanzia, ci sono dei parametri molto precisi che devono essere seguiti. Sì, grazie Presidente. No, io chiedevo, sa, perché ho scoperto qui, io non lo sapevo, che esiste, dov'è la pagina? Forse, vediamo la pagina. Esiste questo ente che praticamente indica una tariffa, no? E la impone, no? Sostanzialmente. Posso illustrare subito degli appunti, abbia pazienza un secondo che la ritrovo. E siccome diceva che era provvisoria, cioè il tema era provvisorio, questa tariffa, allora mi chiedevo se questa provvisorietà fosse, come dire, eccolo qua, il MIT, no? Dice, tale autorità ha adottato, questo qui è correggendo, la relazione degli amministratori del progetto di fusione delle società di Venezia, eccetera, l'allegato c'è mandato. Tale autorità ha adottato con deliberazione del 585 del 2012, eccetera, eccetera, intitolata Regolazione dei servizi idrici, approvazione del metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012-2015. E poi continua, quindi sulle scorte del medio tariffario pro tempore, no? Come dire, allora mi chiedevo se in via di massima fossimo, come dire, in un certo modo garantiti anche da questo punto di vista, ma ultimamente come dare vendetta, le tariffe crescono sempre.
sostengo che è relativo al fatto che le fusioni sono in essere, sono in divenire. Quando sarà finita questa fase, le tariffe sulle quali evidentemente saranno caricate anche gli investimenti che verranno fatti, perché sarà l'utenza a pagare tutto, avranno comunque il controllo proprio per evitare che siano i balzi troppo grossi, il controllo di questa benzina che garantisce tutte le società. Ci sono altri interventi? No? Già faccio presente, passiamo alla votazione. Per questa delibera ci sono tre votazioni, una per favorevole o contrario alla fusione all'incorporazione, una per dare il mandato al sindaco di rappresentare in tutte le intervenire all'assemblea dell'LTA per qualsiasi problema, l'altra per l'immediata esecutività. Quindi passiamo alla prima votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo alla seconda votazione di dare mandato al sindaco di intervenire all'assemblea di LTA per deliberare in merito a questa delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 5. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al successivo ordine del giorno. Attività di vigilanza e controllo sulla rete speciale del Moschetta, bilancio d'esercizio 2016. Relazione al sindaco. Visti gli articoli 42 e seguenti dello Statuto dell'azienda speciale della Moschetta, in quali vengono disciplinate le modalità circa la vigilanza, il controllo e la verifica sull'attività dell'azienda stessa da parte dell'amministrazione comunale, preso atto che in data 16 giugno 2017 è stata acquisita con numero 19.442 al protocollo comune la deliberazione numero 18 del 29 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione della citata azienda speciale avente ad oggetto bilancio consultivo 2016 corredata del parere favorevole espresso dall'organo di revisione. Preso atto che detto bilancio chiude anche l'esercizio 2016 con una perdita ammontante a euro 185.705, integralmente posta a riduzione del patrimonio netto nel rispetto delle quote di riserva, esaminate la nota integrativa al bilancio, la relazione sulla gestione resa dal direttore e dal presidente e la relazione dell'organo di revisione. Preso atto che in data 18 luglio 2017 l'azienda speciale ha risposto alla nota istruttoria del dirigente del settore finanze, specificando ulteriormente le motivazioni tecniche, giuridiche e politiche relative alla gestione dell'esercizio 2016. Rilevato che già gli esercizi 2014-2015 sono conclusi con lievi perdite, che in tali occasioni era stato rivolto un invito agli organi dell'azienda speciale affinché venisse prontamente ripristinato l'equilibrio della gestione, ritenuto che non sussistano motivazioni ostative all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, in quanto, come confermato dalla relazione dei revisori, i contenuti risultano coerenti con l'andamento della gestione e la redazione avvenuta nel rispetto delle norme che la regolano, fermo rimanendo il dovere di ribadire l'invito agli organi di indirizzo e gestionali dell'azienda speciale, pone in atto un utile accorgimento al fine di ripristinare l'equilibrio economico della gestione sin dal corrente esercizio, anche tenuto conto degli ulteriori servizi e attività affidati dal Comune. Tanto premesso, si chiede di approvare il bilancio esercizio 2016 dell'azienda speciale di Moschetta, in risultanza della deliberazione numero 18 del 29 aprile 2017 di detto ente, di raccomandare agli organi di indirizzo gestionali dell'azienda speciale di porre in atto ogni utile accorgimento al fine di ripristinare l'equilibrio economico della gestione sin dal corrente esercizio. Sono interventi? Capogruppo Favaro. Sì, grazie Presidente.
Allora, viene portato in approvazione in Consiglio Comunale il bilancio consuntivo del 2016 azienda speciale di Moschetta. Apprendiamo che il bilancio si chiude al 31/12 con una perdita di 185.705 e si legge in calce nel dispositivo della delibera che si raccomanda agli organi di indirizzo destinati all'azienda speciale di porre in atto ogni utile accorgimento al fine di ripristinare l'equilibrio economico della gestione sin dal corrente esercizio. Allora chiediamo quali siano gli atti che, siccome siamo già ormai al termine del mese di luglio e quindi l'esercizio 2017 ha già superato la metà del suo svolgimento, chiediamo quali siano gli atti messi in atto dall'azienda speciale di Moschetta per ripristinare l'equilibrio economico della gestione. Do la parola al sindaco, una risposta. Allora, l'origine di questo risultato economico negativo, il bilancio consuntivo del 2016, parte da lontano, parte dalla perdita dei 10 posti letto non autosufficienti. L'azienda speciale non ha potuto avere, e di tanto ha preso atto anche il piano regionale, in conseguenza del fatto che il dimensionamento e superficie dell'azienda non sono più conformi alla normativa regionale in materia sanitaria. Questo si sapeva che i minori introiti dell'azienda speciale in un anno sarebbero stati pari a 350.000 euro, tant'è valgono 10 posti letto che non abbiamo più. L'azienda secondo me è stata anche brava nel contenere queste minori entrate da 350 a 145, perché di fatto l'azienda per il 2016 ha ammortizzato al 50% la perdita con risorse proprie, con le stesse risorse che aveva negli anni precedenti, togli però 10 posti. Quindi lavora per il 50% a parità di quelle che erano le condizioni precedenti, onore e merito su questo passaggio. Quali sono le azioni messe in atto? Sostanzialmente le azioni partono dall'anno scorso, perché ricordiamo anzitutto che stiamo parlando di un accavallamento di gestione, perché per il primo semestre c'era un CDA uscente e per il secondo semestre un CDA entrante, rispetto al quale il CDA uscente si è relazionato con un commissariamento, mentre il CDA entrante si è relazionato con la politica che governa oggi questo territorio. Questo ha determinato subito, nel mese di giugno, la necessità di prendere in mano la questione legata ai 10 posti letto non autosufficienti meno. Sono state iniziate le trattative, che peraltro non sono condotte solamente dall'azienda speciale, che non è proprietaria dell'immobile della città dell'attività gestionale della casa di riposo, se facciamo riferimento solo alla casa di riposo, neanche meno del campeggio. In questo caso si sta portando avanti quella che potrebbe essere l'ipotesi di progettazione necessaria per riqualificare l'azienda speciale, la componente casa di riposo, e così ritornare all'interno degli ambiti necessari, recuperando i parametri, sono quelli minimi indispensabili per avere 10 posti letto, e con ciò ritornare a regime. Questo consentirà sicuramente l'azienda speciale di poter trarre questo maggior reddito, queste maggiori entrate di 350.000 euro, che sicuramente consentono all'azienda di essere più che florida. A questo livello di progettazione abbiamo già fatto l'azienda speciale Comune e Regione Veneto con incontri per fissare quale che potrebbe essere il progetto necessario per portare a termine questo percorso. Nel frattempo comunque la Regione Veneto ci dà il tempo necessario per poter fare tutti i ragionamenti necessari. Ma siccome non possiamo attendere un anno, 2 anni, che potrebbero essere i tempi di progettazione per iniziare gli interventi,
Nel frattempo lo scorso anno l'amministrazione comunale, che non solo vigila ma aiuta l'azienda speciale già istituzione e oggi autonoma nel suo ambito, ricordiamo che è un servizio che abbiamo tutto al territorio molto importante, il Comune di Calda ha ritenuto di coprire questo gap già dallo scorso mese di novembre, mi pare di ricordare, mediante affidamento in questo Consiglio Comunale all'azienda speciale di tutta una serie di servizi tutti in ordine. Abbiamo così affidato la gestione del campeggio comunale che da CDR e articolo di questa mattina ha già portato un 25% in più dell'utile che già portava rispetto alle annualità precedenti, quindi utile. Abbiamo affidato il mercato ittico che è inutile. Abbiamo affidato il verde pubblico, le zone blu, parcheggio e pagamento che rendono molti denari. Ora, perché di questo non si è notata l'entrata? Semplicemente perché stiamo parlando del bilancio consuntivo del 2016, gli affidamenti sono stati fatti a novembre e l'unica entrata in aumento che c'è stata rispetto al consolidato è stato solamente un mese e mezzo di gestione del mercato ittico, perché il servizio è partito subito a metà novembre o del dicembre, mi pare di ricordare. Quindi di fatto l'azienda ha dovuto affrontare questa perdita di 350.000 euro derivante dalla perdita dei 10 confinamenti non autosufficiente con le risorse proprie, razionalizzando il servizio, peraltro migliorandolo, non confidando nelle entrate perché il Comune non ha potuto affidare i servizi perché non avendo le entrate dei posti non autosufficienti. È un anno di transizione quello del 2016. 2017 è il vero banco di prova. Se con i servizi affidati, con l'intervento fatto dalla casa di riposo di razionalizzazione, in attesa che poi porteremo al recupero di 10 punti letto, se tu avevi una perdita vuol dire che abbiamo sbagliato tutto, ma i conti che abbiamo in mano consentono ampiamente di recuperare. Ecco che quindi la raccomandazione che va all'azienda speciale da parte del Comune di Calda in realtà è una raccomandazione assolutamente condivisa nell'operato, nel futuro sistema di gestione, altrimenti non avremmo fatto il passaggio del trasferimento di questi servizi. Sono interventi, consigliere Alterno. Grazie Presidente. Allora, io avrei delle domande per capire un po' meglio questo quadro. Considerazioni nella nota integrativa ci sono le considerazioni conclusive del Presidente, il quale nelle ultime 3 righe dice che si propone di coprire la perdita dell'esercizio di questi 185.000 euro circa, unitamente alla perdita residua dell'esercizio precedente di 1.300 euro circa, mediante una corrispondente riduzione del fondo di dotazione. Allora, innanzitutto vuole sapere a che cosa si riferisce questo fondo di dotazione, e poi sarebbe interessante capire invece a che cosa va destinato il fondo di dotazione. Poi mi riservo di fare altre domande, grazie. Sindaco? Sono domande naturalmente tecniche, per le quali ovviamente dovrebbe intervenire chi il bilancio l'ha redatto, chi ha amministrato, però rispondo lo stesso. Dunque, nella componente di bilancio della parte dell'attivo patrimoniale ci sono delle voci che sono definite voci di conto capitale. Il conto capitale può essere strutturato nella voce del capitale sociale, può essere strutturato dalla voce dei fondi di riserva, che hanno comunque natura di capitale, una parte dell'utile non è anche necessariamente accantonarla a questi fondi di riserva. Cosa servono? Naturalmente dal punto di vista contabile tengono in piedi il bilancio perché vanno a pareggiare quello che potrebbe essere il passivo patrimoniale, dall'altro però sono quelle somme che vengono bilancio che di fatto accantonate proprio per poter essere compensate con le perdite. Non sono somme che vengono destinate ad altre cose, sono fondi di garanzia del capitale che tengono in piedi il bilancio. Anch'io sono un tecnico, quindi ho cercato un po' di capire cosa fosse, di capire meglio che cosa fosse questo fondo di cui
stavo dicendo prima di dotazione. E ho trovato una semplice, una chiara definizione che la definisce come insieme di beni che costituiscono il patrimonio originale di un'impresa, soprattutto per la gestione delle fondazioni. Tali risorse sono solitamente di tipo finanziario, denaro, ma possono essere anche risorse materiali o diritti, per esempio il diritto d'uso di uno spazio per un certo periodo di tempo, eccetera. Allora io domando, siccome nel bilancio, nello stato patrimoniale, nella parte attività ho notato ci sono disponibilità di liquide di 713.000 euro, okay, e comunque sempre inferiori a quelli dello scorso anno, cioè nel 2015 avevano 867.000, quindi c'è stato comunque già un andare in questo tesoretto a prendersi dei soldi perché avranno avuto delle ragioni da spendere, io dico certo per quale ragione, però come si vede c'è un assottigliamento comunque continuo di questo dato. Allora mi chiedevo se questo fondo di dotazione era questa disponibilità liquida che è relativo al quarto capitolo e se questi soldi invece potevano essere utilizzati anziché per coprire le perdite per fare altre attività di carattere sociale. Ho l'impressione, poi non mi tornano i conti, perché le 10 ospiti che abbiamo perso nel comune di Cavo, se non ricordo male, erano nel 2014 sicuramente, e abbiamo perso questi 10 ospiti e la cosa che mi colpisce è che io leggo nelle date di bilancio che il dato dell'anno 2015, quindi di tutto l'anno 2015 e dell'anno 2016 okay, concluso il 31 dicembre, porta comunque una differenza nelle rette per l'ospitalità di 152.000 euro, cioè, spiego, avendo comunque, anziché 76 ospiti sia nel 2015 che nel 2016, le rette per l'ospitalità calano di 150.000 euro. E questo è un dato che leggo qui. Ed era interessante capire a parità di ospiti come mai c'è stato questo calo, e se questo calo, non sto dando la colpa al Presidente o nessuno, ma la struttura è capire quali possono essere le cause che possono aiutarci a risollevare il bilancio che pare sia in caduta negli ultimi anni, sta cadendo. Se fosse solo per il mantenimento del servizio degli ospiti e con i servizi integrativi, è chiaro, tra campeggio, parcheggi e via dicendo, sicuramente si rimpolpa la situazione, ma tenendo chiara e a mente solo la questione della RSA, mi pare che i dati siano un dato con controtendenza, cioè c'è una diminuzione dei ricavi, c'è una perdita quest'anno importante e credo che si debba prendere come atto che c'è un di meno, oggettivamente un di meno. Sindaco, deve rispondere. Ripeto, né io né lei credo siamo tecnici, capiamo probabilmente niente di bilancio. Però dalle mie reminiscenze un po' scolastiche, tanti anni fa, ricordo che il codice civile diceva che quando un bilancio ha una perdita, la perdita deve essere portata immediatamente all'appianamento attingendo alle quote di capitale, che devono essere capitale sociale, i fondi di riserva, fondi di dotazione, possiamo cambiare il nome giuridico ma la sostanza non muta, quindi era un atto dovuto, obbligato, non si può compensare la perdita di esercizio con della liquidità. Ma le rispondo secondo me a cosa serve la liquidità. Io sono fatto dare un elenco, perché parliamo di bilancio, ma stiamo parlando di un bilancio che ingloba più servizi, no? Perché l'azienda speciale ha iniziato comunque a spendere soldi anche per tutti i servizi, non solamente per la casa di riposo. Le do, se non la tedio, lettura di alcuni passaggi di questa relazione. Allora, gli interventi che l'azienda speciale ha fatto sulla struttura della casa di riposo nell'ultimo semestre, quindi la nuova gestione, sono
la sistemazione delle grondaie di passo tetto, il rifacimento dell'impianto termico alla nord per 12 camere, la sistemazione spogliatoi uomini e donne mediante spostamento locali medici e palestra, la dotazione del saldo ufficio dedicato al spogliatoio. Dal 1 gennaio 2017 assunzione in proprio servizio SAD, il rifacimento della camera funeraria, di pittura e sanificazione di 50 camere, dotazione agli addetti assistenza di un ufficio per piano, dotazione stanza cura per la persona, rifacimento impianto elettrico delle stanze di degenza, messa a norma dell'impianto elettrico, denuncia messa a terra che mancava dal 2000, installazione di un gruppo elettrogeno in grado di supportare l'intera struttura, nuova rampa e seconda uscita per i vari lati, sistemazione asfalto esterno cucina e rampe, messa a norma delle liniere di uscita e di pintura, ottenuto l'accreditamento regionale, nuovo cancello d'ingresso e delimitazione strada interna precedente verso Viale Buonarroti per futura destinazione a verde, piantumazione laterale con 150 piccoli abeti, sistemazione di video citofono su tutti i cancelli con 5 postazioni interne, sostituzione porte e stanze di degenza, sistemazione di chiudi speciali all'esterno con contenitore dedicato, potatura generale delle piante perimetrali per garantire la sicurezza ai pedoni e allievi lato scuola e confinanti. Sul servizio mensa scolastica, attuato il progetto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Palladio, con l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Caorle, per ridurre gli imballaggi e quindi i rifiuti, fornitura di lavastoviglie, fornitura di vassoi, posate e bicchieri, dotazione di una unità al giorno per lavaggio e sistemazione stoviglie. In relazione ai parcometri, investimento di 30.000 euro per dotare 10 parcometri di sistemi di pagamento senza monete, cioè tramite POS e carte di credito. In relazione al verde, revisione completa di tutti i mezzi in dotazione, anche di quelli non utilizzati nel passato e oggi messi in uso. In riferimento al campeggio, inversione cancelli, vie di fuga, di dotazione maniglioni antipanico, dotazione di 5 vie di fuga. Attuazione piano emergenze con nuova segnaletica e nuove piante collocate nei diversi settori del campeggio e collocazione della segnaletica su pali dedicati e non alberatori. Dotate tutte le uscite di sicurezza e di emergenza di maniglioni antipanico. Dotazione estintori mancanti e sistemazione di quelli esistenti secondo normativa. Collocazione idrante con 2 bocchette all'ingresso. 3 nuove assunzioni per garantire la sorveglianza H24. Riordino stradine interne per rispettare i metri 3 necessari secondo la normativa in materia di sicurezza. Dotazione di corrimano e scale di accesso ai servizi igienici. Dotazione di 4 lavatrici a gettone e una asciugatrice. Apertura ristorante mini market attraverso progetto manifestazione di interesse. Dotazione di spogliatoi per i dipendenti approvato dallo Spisa. Nuova ubicazione del deposito materiale in luogo non visibile. Luogo raccolta lavaglie messo all'esterno sul parcheggio con accesso esterno per sicurezza degli ospiti e la riduzione dell'inquinamento. Stipulata la convenzione con il Consorzio Renili per il posto spiaggia in dotazione agli ospiti del campeggio. Estrellamento della parte esterna dei servizi igienici. Estrellamento del car service delimitato con volto per evitare la fuoriuscita dei liquami. Abbattimento di alberi secondo l'indicazione della forestale numero 17 alberi già identificati. Potatura di numero 2 pioppi vicino a delle case perché ritenuti pericolosi e su indicazione del dirigente comunale architetto Furanetto. Dotazione di mezzo elettrico per trasporto cose all'interno del campeggio per ridurre il rumore e l'inquinamento. La liquidità serve anche a questo. Quello che indicava il sindaco era la liquidità di quest'anno, diceva del 2017 o del 2016, del bilancio 2016? Perché ho intuito, ho sorvegliato che lei diceva del 2017, cioè dall'inizio anno. Ho capito male? Stiamo parlando di un anno di lavoro che va dai primi di luglio, mi pare che si è insediata CDA ad oggi, solo questi lavori sono stati spalmati parte sul bilancio scorso anno e parte sul primo. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione del bilancio? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno.
Passiamo al successivo ordine. Punto all'ordine del giorno, numero 6, approvazione accordo di programma per Regione Veneto, Comune di Cavo e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, disciplinante le modalità di assegnazione degli spazi acquei e aree a terra prospicienti destinati all'attività di navigazione sportistica e professionale nelle acque interne. Approvazione del regolamento per la disciplina degli spazi acque interni del Comune di Cavo. Con la parola al signor Sindaco. Premesso che il Comune di Cavo è dotato di PAT approvato in conferenza di servizi dell'11 novembre 2013 e vigente dall'8 marzo 2014, che il PRC vigente, alla data di approvazione del PAT, ha acquisito la valenza del primo piano degli interventi per le parti compatibili con il PAT e le successive varianti. Ai fini di normare e disciplinare la realizzazione di approdi, pontigli, cavanne, bilance da pesca nell'ambito della rete idrica interna, con lo scopo di riordinare e disciplinare l'utilizzo di un'importante e delicata parte del territorio comunale, questo Comune, con delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 2 maggio 2017, ha approvato specifica variante al piano degli interventi relativo alla disciplina degli spazi acque interni. Rilevato che ai sensi delle norme tecniche della variante P sopracitata, è previsto che l'attuazione degli interventi, come disciplinati nell'allegato numero 1 delle norme tecniche, repertorio degli approdi e delle cavanne parte prima e parte seconda, dovrà essere conforme alle procedure di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione delle infrastrutture fluviali, definite mediante idoneo regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Considerato che per la Regione del Veneto l'autorità demaniale è demandata ai sensi del decreto legislativo 112 del 98 e sue modifiche e integrazioni, l'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio demaniale. All'interno dell'articolazione regionale, le unità preposte all'emanazione dei decreti di concessione relative agli spazi acque oggetto della presente norma sono l'unità organizzativa logistica, gli ispettorati di porto per il demanio della navigazione interna, ubicato in prossimità delle linee fluviali classificate navigabili ai sensi della delibera di giunta regionale 4222 del 2006 e l'unità organizzativa genio civile Venezia per le aree demaniali restanti. Il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale è anch'esso titolato alla gestione e rilascio di concessione degli spazi acquei di competenza e alla realizzazione di interventi sulle pertinenze delle opere pubbliche di bonifica e alla riscossione di canoni demaniali. Ciò in qualità di gestore delle opere pubbliche di bonifica appartenenti al demanio dello Stato, giuste norme di riferimento, in particolare il testo unico sulle bonificazioni, Regio Decreto 215 del 1933, Regio Decreto 368 del 1904, di approvazione del regolamento di polizia idraulica sulle opere di bonifica, legge regionale 12 del 2009 e loro modifiche e integrazioni. Gli uffici comunali si sono più volte relazionati con gli uffici regionali con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e in seguito alla suddetta attività si è addivenuti alla stesura del testo condiviso che costituisce il regolamento per l'utilizzo degli spazi acquei. Tutto ciò premesso e considerato, visto il testo dell'accordo di programma tra Regione Veneto, Comune di Cavo e Consorzio di Bonifica redatto dagli uffici regionali condiviso dagli uffici dediti coinvolti, visto il testo del regolamento per la disciplina degli spazi acque interni del Comune di Cavo allegato B, redatto dal Comune e condiviso dagli uffici dediti coinvolti, riscontrato che con il suddetto accordo viene concordato che il Comune, nell'ambito di applicazione del piano per la disciplina degli spazi acquei, pubblica l'avviso per l'assegnazione degli spazi acquei, approva la graduatoria dei richiedenti e li associa ai singoli spazi posti a gara attraverso il proprio regolamento, trasmettendoli alla Regione e al Consorzio di Bonifica per l'approvazione del decreto di concessione e relativo a disciplinare, tanto premesso chiede di approvare il testo dell'accordo di programma tra la Regione Veneto, Comune di Cavo e il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di quello allegato A del presente provvedimento, autorizzando il dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico alla sottoscrizione dell'accordo di programma. Di approvare il regolamento per la disciplina degli spazi acquei interni del Comune di Cavo, composto di 13 articoli, di quello allegato B del presente documento, di dare atto che il regolamento di cui il punto precedente sarà efficace dopo la sottoscrizione dell'accordo degli enti. Ci sono interventi? Capogruppo Paolo.
Sì, Presidente, grazie. Allora, noi abbiamo studiato il provvedimento in discussione, in particolare l'allegato B, ossia il regolamento per la disciplina degli spazi acqui interni, e riscontriamo che il regolamento è in buona parte condivisibile, impostato secondo noi in base a principi corretti e appunto condivisibili. Tuttavia abbiamo ravvisato la necessità di portare all'attenzione del Consiglio Comunale due proposte di emendamento che presentiamo, preciso subito, con l'obiettivo di migliorare, se possibile, i contenuti di questo regolamento. Ed entro subito nel merito, chiedendo a Elena la cortesia di portare al Sindaco, al Presidente e al Capogruppo non Massaro una copia del primo emendamento. In sostanza do lettura della prima proposta di emendamento. Con riferimento all'allegato B della proposta di delibera di cui al punto 6 all'ordine del giorno, avente ad oggetto approvazione accordo di programma tra Regione Veneto, Comune di Cauda e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, disciplinante le modalità di assegnazione degli spazi acquei e aree a terra posticenti destinati alle attività di navigazione diportistica e professionale nelle acque interne, approvazione del regolamento per la disciplina degli spazi acque interne del Comune di Cauda, si propone la modifica dell'articolo 6 come illustrato nel testo seguente, in cui rispetto al testo originario le parti cancellate sono barrate e le integrazioni sono sottolineate. In sostanza l'articolo 6, come